Salve a tutti, bentrovati nella trasmissione settimanale di Qui Sicilia, a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, in compagnia di chi vi parla e dell'amico Salvatore Ginaprelli. Ben ritrovati. Salvatore, oggi intanto dobbiamo dire grazie alla natura, ai aironi della riserva di Priolo, perché ci hanno aiutato, hanno fatto volare un pochino gli ascolti. Le urne cinerarie non sono altrettanto gradite, ne terremo conto. A parte questo, devo dire la puntata di oggi sarà un pochino dedicata all'astensionista che c'è in ognuno di noi, insomma, per dialogare con esso, con lui, perché ha tante buone ragioni, sempre di più, e devo dire fino al 25 di settembre, che ormai era data unificata grazie alla geniale mossa dell'uscente presidente Musumeci e di fare le sue dimissioni, questa cosa di cui avevamo ipotizzato già nelle volte scorse, ma il dado è stato tratto e quindi Election Day sarà. Dicevo, l'astensionista che noi c'ha tante buone ragioni e già ne abbiamo cominciato ad affrontare alcune, ma ci accompagnerà a questo tema fino al giorno del voto. Dal mio punto di vista, con la speranza, diciamo la missione, tra virgolette, di convincerlo comunque che sarebbe meglio che esercitasse il suo diritto di voto. Io lo dico così, senza voler accusare nessuno di grandi responsabilità, però parlando con amici proprio facevo l'esempio di una riunione di condominio, magari in cui ci sono 10 condomini, tu ne conosci 3 che sono pessimi e che magari poi ti fanno arrivare spese millesimali assurde, robe così. Beh, che fa? Non ci vai a sta riunione di condominio? Magari con altri 3 siete in 4, avete una maggioranza ragionevole e potete contrastare quei 3 teste di minchia. Se invece non ci vai, poi le spese condominiali le devi pagare comunque. In questa chiave molto microscopica però si sente un po' quanto non serva granché la scelta dell'astensione da sola. Si è detto tante cose, si sono dette perché se la percentuale dei votanti scende sotto una certa soglia, eccetera eccetera. Prima di tutto io vorrei sapere qual è questa soglia, ma proprio precisa, e non si sa. Secondo, in Francia ha votato meno del 50% degli aventi diritto, quindi vuol dire che più del 50% degli aventi diritto non ha votato. È successo qualcosa? È caduto il governo? No. Quindi di sicuro sappiamo che non è quella la soglia. Può darsi che sia il 70% degli astenuti? Non lo sappiamo, prima o poi ci arriveremo e allora potremo vedere se è così. Nel frattempo, fino ad oggi, nessuna soglia di astensione ha prodotto effetti distruttivi sull'andazzo di quello che è. E quindi per questo motivo cercheremo di trovare in noi stessi e di stimolare negli ascoltatori la ricerca di quella minima spinta. Possiamo anche dire, cari siciliani, invece di dover andare alle urne 2 volte, ci dovete andare una volta sola, fate la metà della fatica. Già questo, diciamo, aiuta, no? Invece di sprecare 2 giorni, ne usate uno solo. Condividi questa missione o pensi che tutti si dovrebbero stare a casa? No, io ho sempre detto che annullare la scheda o non votare, oppure quell'ipotesi che girava di andare lì e farsi mettere la presenza, però poi dichiarare che non era rappresentato da nessuno, ho sempre detto che trova il tempo che trova, perché appunto poi nel conteggio dei voti validi il peso di questo è zero. Poi questo discorso che se si arriva a una certa percentuale di astensione, io non l'ho visto scritto da nessuna parte. Secondo me sono quelle cose che poi vengono dette per invogliare le persone a non andare a votare.
c'è anche da dire una cosa, che la gente, io ho visto alcuni commenti in un post, che la gente ormai è proprio disaffezionata, non riesce più a essere lucida nei ragionamenti e fa di tutta l'erba un fascio. E quindi non lo so, io penso che la gente è così sfiduciata che non andrà a votare, facendo il gioco però appunto dei soliti noti, perché parliamoci chiaramente, lì vincerà o il centro-sinistra o il centro-destra. Se non si va a votare e scegliere un'alternativa, se ci avrà la forza di raccogliere le firme per poter partecipare alla competizione elettorale, non cambierà niente. Ora poi il mainstream comincia a dire che il PD forse sta superando la Meloni, eccetera, e questo non lo so se questi sono tentativi per fuorviare l'elettorato, o perché questi sondaggi poi trovano il tempo che trovano, vediamo un pochettino. Ci arriviamo nella parte dedicata alla politica nazionale perché effettivamente credo che ci sia un altro pericolo interno a ciascuno dei partiti, soprattutto quelli che stanno lì da tanto tempo, che devono stare attenti, insomma, a salvaguardare. Però ci arriviamo più avanti. Invece io volevo partire proprio dalle nostre vicinanze con una, diciamo, piccola notizia, perché l'avvicinarsi delle elezioni nazionali e via di seguito ha determinato anche la prematura, quanto mai tardiva, scelta di dimettersi del sindaco di Catania, il quale sindaco di Catania da Forza Italia a suo tempo aveva lasciato il partito ed era andato in Fratelli d'Italia con appunto il partito della Meloni, e a quanto pare appunto si è dimesso perché ci sono altre, diciamo, situazioni in cui potrebbe essere candidato e via di seguito. Ora, di qualcosa abbiamo già detto nella volta scorsa su Pogliese, è inutile insistere su queste miserie, ma oggi invece c'è da dire qualcosa sul dopo Pogliese all'interno della proposta di centrodestra. Un suo assessore, che si è dimesso all'inizio di quest'anno, diceva, l'assessore Cantarella, che è stato con la Lega, con noi, con Salvini, fin dall'inizio, diciamo, uno dei pochi leghisti siciliani doc, è già amministratore anche a Mascalucia, se non ricordo male, interrogato sul dopo Pogliese, diceva: beh, la cosa migliore sarebbe un sindaco per Catania, un sindaco leghista. Allora, dice, beh, sta pensando di candidarsi lui a sindaco e parla così per terza persona. No, non stava pensando a se stesso, pensava a una donna. A quel punto, donne leghiste in Sicilia, cioè in Sicilia, a Catania, non si sapeva bene quale fossero, perché l'unica è stata la Donato, che però se n'è andata già da un po' dal partito. E chi è questa donna leghista? Ha fatto un nome. Ora, il nome che lui ha fatto, tale Valeria Sudano, non è sconosciuto, tutt'altro, ma fa parte di una esperienza politica che non ha nulla a che vedere con la Lega. Valeria Sudano è stata fin dall'inizio della sua carriera nella sinistra, nel PD, quello che è stato, insomma, quella corrente là, quella situazione lì. E questa sarebbe la sindaca leghista di Catania, Valeria Sudano, la quale effettivamente però si sta mettendo a regime perché ha lasciato il PD, ha fatto un rapido passaggio con Renzi, che forse è una specie di andito, diciamo, non è né dentro né fuori, è una zona intermedia, come un purgatorio. È una camera di compensazione. Sì, è dove ci si prepara al passo successivo. Sì, ci si toglie le scorie dentro e poi... Fa venire in mente nella entomologia il bruco che diventa crisalide per poi sbocciare in farfalla. La crisalide è Italia Viva. Italia Viva è il bozzolo. Sì, quando si impupa, come si dice. Quindi è interessante questo leghismo in salsa siciliana,
che è, non so, come un piatto tipico in cui, che ne so, sostituisci tutti gli ingredienti, però lo continui a chiamare cannolo, invece magari ci hai messo dentro i carciofi, cioè è un qualcosa che, pur di mantenere un più o meno legame di filiazione teorica con la madrepatria lombarda, che appunto si è rivelata in modo chiaro non essere affatto il vivaio di un partito nazionale, in realtà è una succursale nutrita di tutt'altro. Si dice che i panini del McDonald's in tutto il mondo hanno lo stesso sapore, e invece i panini leghisti, ovunque vai, sanno del cibo locale, a un punto tale che, cioè, dei potentati locali, così come a Palermo, diceva il buon transfuga Gelarda, che quei pochi che ce l'avevano fatta ad essere eletti al Consiglio Comunale in realtà dovevano ringraziare voti prestati sempre dall'area lombardiana, se non ho capito male. Stavolta addirittura è qualche Alfano del PD, come dicevamo l'altra volta, no? Alfano, la stampella di Forza Italia, la stampella berlusconiana per la sinistra. Bene, adesso c'è la stampella della sinistra per tenere in piedi un travestimento a nome Lega qua in Sicilia. Beh, sono abituati molto a farsi tanti favori l'un l'altro, non si può spiegare in altro modo, ecco. E con questo possiamo momentaneamente chiudere la pagina locale, aggiungendo solo che appunto questo Election Day è cosa che riguarda la Sicilia, hanno deciso così. Mi chiedo se sia stata una scelta, questo veramente ai sicilianisti fini, la difficoltà o il compito di valutare se la scelta sia stata fatta per ragioni interne a questa regione oppure per diktat esterni, possibilmente per aumentare quella pressione di fretta e di difficoltà per le forze nuove, insomma, e non lasciare neanche lo spazio nel campo regionale all'organizzazione, appunto, anche per raccogliere le firme e tutto il resto, agli altri. Musumeci ha deciso autonomamente o ha ricevuto ordini? Non lo sapremo mai. Ognuno si può fare una sua ipotesi. Ma se gli hanno dato, quando pare si dovrà presentare per il Senato, quindi guarda un po', facendo una comparazione con Pogliese, penso che arrivino direttive dall'alto. Ma questo è compatibile con la sua ricandidatura alla regione? No, non si ricandida, secondo me. Ah! Lui ha detto che si dimette, non è che ha detto che si ricandida. Anche perché è ancora tutto da vedere, però ho letto che gli hanno promesso un posto al Senato. Ok, a maggior ragione. Ora, bisogna vedere questa fonte che dice questo. Certo, però un rappresentante dell'area del centrodestra che non si ripropone, pur non lasciando la vita politica ed essendo ancora, attivo, cosa significa? Insomma, significa qualcosa dal punto di vista del fare un passo indietro rispetto all'esperienza trascorsa. Certo, e poi qui adesso dovremo vedere se la vince la Prestigiacomo oppure qualche altro. Oppure estrema ratio, ma estrema ratio, se la Lega non riesce a fargli avere la benedizione dal centrodestra al sindaco di Sicilia o anche d'Italia, come si vuole fare denominare. È un'ipotesi un pochettino lontana, giusto? Ma siamo sotto questo cielo. Stiamo parlando di De Luca? Sì. Ma però ascolta, io sono disposto a concepire qualsiasi ipotesi in partenza, non scartarne nessuna, perché giustamente può essere tutto, però c'è un dato che la vita politica nei suoi componenti bipedi non potrà mai abbandonare, è il fatto di avere delle garanzie per se stessi. Cioè, alla fin fine, nessuna di queste persone fa cose
che non abbiano in un qualche modo o per dritto o per rovescio una ricaduta benefica su se stessi. Cosa voglio dire? Che nelle liste di De Luca ci devi trovare quella gente che deciderebbe di appoggiarlo, perché altrimenti perché dovrebbero... Facendo la coalizione. Ma non si è vista. Cioè, quando la devi fare questa coalizione? No, questa è un'ipotesi così, trova il tempo che trova. Infatti ho detto, forse è più probabile che tireranno in ballo la Prestigiacomo che non... Però potrebbe essere, visto che nel passato De Luca ammiccava alla Lega, non è detto che... Chiaro. Dico che però si dovrebbe caricare di tutta l'arca di Noè, non è che si piglia solo i due riocorni. Certo, si deve scendere a dei compromessi e insomma, è ovvio, no? Non può battere lui solo i pugni, perché ovviamente. Ma questa può darsi che è un'ipotesi lontanissima, però se il De Luca vuole arrivare a fare il sindaco di Sicilia. In ogni caso, ecco, questo aspetto della preoccupazione, come se si stesse parlando di posti di lavoro, insomma, di questioni molto, molto personali, di questioni quasi sindacali, direi, per cui una categoria deve difendere il proprio ambito, i propri contratti. Ecco, questa dimensione sta veramente c'è sempre stata sotto traccia, come ho detto, perché ogni politico prima di tutto pensa a se stesso, cioè no, non sarebbe normale, ma quando pensa solo a se stesso a 360 gradi comincia a diventare un problema anche per lui, perché riesce anche con fatica a far finta di essere di fronte agli elettori e a prenderli in considerazione. Si interrompe completamente anche quell'apparenza, vorremmo se bene, insomma, durante la campagna elettorale, quantomeno niente, quello è chiuso dentro i suoi problemi. E questo, voglio dire, si sta verificando appunto contemporaneamente a livello regionale e nazionale, tra l'altro anche in forza di alcune riforme che ci sono state di recente, che hanno comportato una contrazione della torta in palio, diciamo. Le fette sono diminuite all'Assemblea regionale e anche al Parlamento nazionale, e questo, ti dicevo prima, Salvatore, secondo me porta a un effetto collaterale molto problematico di rischio di creare degli attriti interni alle forze politiche. Parto da una dichiarazione che è stata fatta non in sede ufficiale, ma insomma l'interlocutore la raccontava, un interlocutore facente parte di queste nuove proposte, insomma, tra Italexit, Italia Sovrana e via di seguito. Aveva incontrato un collega, perché questo era stato già nel Movimento 5 Stelle, quindi era in Parlamento, un collega di centrodestra, e gli aveva detto: ma scusate, ma questa storia delle elezioni così anticipate, insomma, mi volete spiegare qual è il motivo per cui state andando così a rotta di collo su sta cosa? La risposta del parlamentare di centrodestra è stata: ma vedi, noi abbiamo degli amici, abbiamo dei colleghi, per cui questo partito, che è qui da molti anni, si era parametrato su quella misura, diciamo, in linea di massima possiamo avere quei voti e quindi quei parlamentari. È come una famiglia, hai una tavolata di 5 figli, viene a mancare un posto a tavola, qual è il figlio che deve saltare il pasto? Non è facile per un genitore scegliere uno dei figli da sacrificare, e tra i figli penso che si comincerà a creare una certa situazione un po' frizzante, no? Certo. Dici: perché Michelino? No, facciamo stare di giù a Giuseppino. Quindi rischia di venir meno quel minimo di spirito di corpo, se vogliamo, perché questa minaccia delle teste da tagliare aleggia sulla testa di tutti, e la testa dell'altro è la salvezza della propria, guarda caso. Quindi proprio il massimo della
del fattore centrifugo. E allora, per questo motivo che spiegava il rappresentante di centrodestra, l'unica cura, l'unico palliativo che possiamo avere, gli diceva, è fare muro, tutti, per non far passare neanche uno di voi. Perché già i posti sono pochi, se poi arriva qualcuno che soffia il posto da senatore o il posto da deputato in qualche collegio, aumenta ancora di più questa situazione di guerre intestine. Quindi abbiamo trovato questo modo, quindi qua non era più il complottismo, qua era proprio reo confesso, tra virgolette, questo signore dicendo è l'unico modo che abbiamo per tenere un pochino i buoi nella stalla, sostanzialmente, no? Ora, io gli auguro tutto il male possibile, ovviamente spero proprio che invece facciano salire muli, cavalli, li mettano in Senato come fece qualcuno tanto tempo fa, cioè chiunque, anche i più gente trovata per strada, piuttosto che riconfermare la poltrona a questi. Magari la qualità del Parlamento non ne guadagnerà, però insomma mi pare che se lo meritano. E devo dire che già in passato ci fu una situazione del genere, perché ricordiamoci che proprio nel collegio di Catania aveva la poltrona assicurata, diciamo, per spirito dinastico, non il figlio stavolta, Totino, tutti si ricorderanno il mitico Totino Lombardo, delfino di cotanto padre, ma il nipote, nel senso che lui ne era lo zio, cioè il figlio del fratello, Giuseppe Lombardo, che doveva assolutamente andare al Parlamento nazionale perché sì, insomma, perché ci mancherebbe. E invece un parvenu 5 Stelle spuntato dal nulla, Saitta mi pare che si chiami, gli ha soffiato la poltrona. Poveretto. Ti pare che te lo ritrovi col cappello in mano sotto al Duomo di Catania a chiedere l'elemosina? No! Ma ci sono delle compensazioni, anche perché è chiaro che diminuendo il numero di parlamentari, qualche nome eccellente, qualcuno rimarrà fuori. Però per esempio ascoltando il telegiornale, così lo guardo giusto per vedere che cosa dicono. E già per esempio Salvini, che è andato a Lampedusa per la questione dei migranti, parlava che la sua proposta è quella di creare un commissario ad acta per l'emergenza migratoria, per la distribuzione, e parlava di un militare o di qualche altro, eccetera. Quindi alla fine magari non viene eletto, però magari fanno la carica di commissario di questo, di quell'altro, e quindi alla fine non hai il posto lì, però continuerai a prendere il tuo bel stipendio da dirigente, eccetera. Quindi ci saranno sicuramente poi degli aggiustamenti, anche perché io per esempio non ho mai visto il figlio o la figlia di qualcuno di questi signori che è iscritto nelle liste di collocamento, oppure che so io che manda curriculum sono tutti quanti sistemati. Sono solo i figli di noi comuni mortali che devono fare. A onor di verità, prima di tutto, per concludere la triste favola del povero nipotino di Raffaele Lombardo, il posto di compensazione, come dicevi tu, è stato un assessorato al comune di Catania, che per carità sempre meglio di fare il netturbino, però non è la stessa cosa, dai, che andare in Parlamento, su. Diciamo che c'è un pochino ci ha perso nel cambio, poveretto. E questo solo grazie al fatto che appunto ci avevano quest'altra possibilità. Devo dire poi che invece una volta sentii dichiarare in sede pubblica, e siccome non credo che fosse una ragione di vanto, sono portato anche a credere alla verità della dichiarazione, uno di questi esponenti, insomma, della politica siciliana abbastanza, insomma, da tempo, l'onorevole Pagano, Alessandro Pagano mi pare che si chiami, che insomma si è passato un po' tutti i partiti dall'area di Forza Italia, è stato anche con Alfano,
Adesso pensa un po', è vice capogruppo della Lega in Senato, tipo, quindi sta nella Lega, è di Caltanissetta, del Nisseno, e in un incontro elettorale, un incontro pubblico, era, se non ricordo male, per l'elezione del sindaco di Gela, ebbe a dire, vedi quest'Italia che non funziona, problemi, prospettive per i giovani, i miei figli se ne sono dovuti andare in Cina per trovare un posto di lavoro, perché purtroppo l'Italia non offre prospettive. Dico, sarà l'eccezione che conferma la regola, però insomma non erano infilati in qualche consorzio di bonifica o alla forestale o che ne so, insomma neanche iscritti all'ufficio di collocamento, però hanno dovuto emigrare, va. Ma sarebbe interessante ora vedere se sono ancora in Cina o... Ma il padre era già parlamentare prima, insomma qualcosina poteva fare per questi poveri figlioli. Ma uno può essere anche in Cina, però è per esempio all'ambasciata. No, non credo, parlava diciamo, di imprese private, così. Non lo sappiamo. Comunque, diciamo che appunto come quella famosa serie TV, anche i ricchi piangono, non è tutto oro quel che luccica, insomma. No, ci può essere l'eccezionale. La situazione eccezionale ci può essere, no? Comunque, in questo senso, ecco, io credo che questo sia un po' il filo conduttore. Da una parte, dicevo, c'è questo rischio di deflagrazione interna. Se ci ricordiamo, Salvatore, quella figura ricordata nella storiografia leggendaria, anche un po' della Grecia classica, con Sparta, i persiani, eccetera, eccetera, la figura di Efialte. Non so se ti dice qualcosa. No. Efialte era un soldato, insomma un cittadino spartano, che però in qualche modo venne scartato dall'esercito perché insomma non era un granché, e ci rimase così male che se ne andò dai persiani a fare la spia, diciamo, a dire ora vi racconto come insomma le mosse nel campo per aiutare l'esercito avversario. Quindi voglio dire, questi fattori possono anche creare grossissimi problemi per chi si sente ingiustamente messo da parte. E questo se la vede ogni partito dentro casa sua. Giustamente i vari discorsi che noi facciamo vanno interconnessi tra loro. Spesso abbiamo parlato di una politica inutile, diciamo così, a livello della famosa mancanza di sovranità, la famosa situazione coloniale. Dice, allora perché adesso si sta parlando così tanto di questi politici? Nessuno vuole attribuire loro una grande importanza sul piano del destino del paese. Infatti noi non stiamo parlando di questo. Abbiamo parlato di qualche cosa, problemi economici, diciamo così, prospettive. No. Non ne stanno parlando nemmeno loro. Non ne stanno parlando nemmeno loro perché appunto in realtà, visto che spesso facciamo riferimento alla stagione lunga e caratteristica dei viceré in Sicilia, a volte questi viceré sono stati anche siciliani, non erano necessariamente per forza dei madrileni o comunque castigliani, spagnoli presi e mandati. Questo non cambiava granché in linea di massima dal punto di vista del risultato del periodo di vicereame, però faceva molta differenza per la persona che copriva quel ruolo. Cioè, possibilmente, come per qualunque carica anche onorifica, anche rappresentativa, ma possibilmente remunerativa, tra me e te, Salvatore, faremmo esattamente le stesse cose perché tanto sono quelle che dobbiamo fare. Però ognuno dei due preferirebbe starci lui al posto dell'altro, e quindi la lotta diventa per andare lì a fare il pupazzo, ma intanto è un pupazzo ben pagato, sostanzialmente. Ma tanto è vero, a proposito di viceré, che il centrodestra, la Meloni, si sono affrettati a dichiarare l'appoggio all'Ucraina, atlantisti, europeisti, e ho letto che pure Morgan gli sta facendo il programma economico. Cioè, voglio dire, non cambia niente, o di là o di qua, non cambia niente. E questo è uno degli argomenti fondamentali che appunto fa ruggire l'astensionista che è in noi, perché fa sembrare che tutto ciò
siano problemi che obiettivamente e sfacciatamente non ci riguardano, stanno parlando dei fatti loro, però il piccolo problema è che per farsi i fatti loro hanno bisogno dei voti nostri, perché funziona così in democrazia, non c'è una distribuzione come la mastra, il famoso registro nel quale venivi messo là e potevi essere sorteggiato, così com'era per le cariche pubbliche durante il Medioevo. Questa mastra non c'è, i giochi si fanno nelle urne, è così. Ma proprio perché sanno che c'è un forte malcontento che hanno fatto in fretta e in furia le date per evitare che la massa potrebbe trovare qualcuno a cui dare il consenso e metterli in difficoltà. Mancando questo, con l'astensionismo andranno a votare quelli idealizzati e la partita sarà sempre tra di loro. Vedi però questa storia anche del mettersi al riparo dagli ostacoli, in certi casi ha anche un costo, perché quando si è vista questa strana, diciamo, anomala, inconsueta alleanza dell'ex ministro degli esteri Di Maio con Bruno Tabacci, che io non so tu, io me lo ricordo prima di Mani Pulite questo qua, e non è passato indenne da Mani Pulite, però è ancora là, non si sa come mai, perché Tabacci è il proprietario di un simbolo già registrato in Parlamento e quindi se lo porta in giro come le famose licenze dei tassisti o di altre categorie, che il nuovo tassista poteva subentrare solo se trovava uno, o anche le farmacie, no? Cioè è una corporazione per cui o trovi quello benevolo che ti fa entrare oppure... È un escamotage per non passare dalle firme. L'escamotage c'è, però c'è anche questa sorta di barriera per cui devi pagare pegno a un Tabacci, il che per certi elettorati può anche costituire, diciamo così, una fatica, insomma un imbarazzo se vogliamo, perché se no niente, ti attacchi al tram, come si dice, no? L'imbarazzo lo dovrebbe avere già chi ha predicato determinate cose e ora si trova nella melma di Bibbiano, PD, chi più ne ha più ne metta, quindi trova il tempo che trova. Beh, dico che un imbarazzo si somma all'altro, non è che due imbarazzi si cancellano reciprocamente, è una sommatoria. E anche i posti nel PD hanno procurato al suddetto Di Maio l'imbarazzo che praticamente per salvare se stesso doveva lasciare per strada tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa fuga disperata, e che quasi quasi qualcuno si cominciava a chiedere: ma chi me l'ha fatto fare? Che è un'altra forma di sfascio di queste organizzazioni, come se la banda Bassotti passasse tutta la giornata a litigare tra sé, e non funziona più bene come banda, capisci bene che lascia a desiderare se stanno sempre a litigare. Ma sia da un lato che dall'altro lato, destra, sinistra, di qua della riva, al di là dell'altra riva, dell'altra sponda, stanno a litigare tutti. Cioè si vede che c'è proprio palesemente, come dicevo prima, non si parlano di problemi che il paese reale ha, ma stanno a litigare per il potere della sedia, di queste cose qua. Quindi c'è proprio c'è una classe politica che è completamente scollegata dai problemi reali della gente. Quando parlano dell'inflazione che arriva, eccetera, eccetera, le famiglie non ce la fanno, ma parlano perché lo devono dire, ma non ne hanno coscienza, perché quando approvano un DL aiuti, giusto, DL pensioni, faccio l'esempio delle pensioni.
con un'inflazione che vada quasi al 7-8%, giusto, me le rivaluti del 2%, cioè quindi per una pensione di 1.000 euro alla fine saranno 19 euro che gli aumenti mensilmente, e non ti dico quelli che prendono 500 euro di pensione ci avranno 5 euro di aumento, cioè è proprio vergognoso. È vergognoso, è ridicolo, è veramente ridicolo. Quindi non hanno proprio la percezione delle difficoltà che hanno le persone, le famiglie, eccetera. Del resto loro a 20-30 mila euro al mese, che poi tra l'altro sono nostri dipendenti, ma chi gliel'ha detto che devono per forza prendere 30.000 euro? Fatto sta che io credo che una vaga percezione della vita reale, che è quella di cui tu parli con le sue difficoltà, ce l'abbiano, perché altrimenti tutto questo tentativo disperato di non tornare alla vita reale non si spiegherebbe. Se non sapessero com'è, non ne avrebbero tanta paura, in un certo senso, no? E invece sapere che, come dire, scendere da quel carro porta a tanti tanti problemini. Ma sinceramente non lo so se se ne rendono conto oppure si rendono conto. Io ai tempi di Renzi, quando fece la legge degli 80 euro dello stipendio, c'è stata una parlamentare che adesso non mi ricordo chi era il nome, ebbe il coraggio di dire che con 80 euro si faceva la spesa per un mese. Cioè, questa ma questa, una frase di questa è un'offesa. Cioè, ma tu dove stai venendo? Da Marte? Cioè, non lo so. Eppure li votano. La cosa tragica è che questi qua continueranno a fare i loro porci comodi. Noi ci ritroveremo di nuovo un Draghi 2, perché alla fine se saranno così quasi i risultati quasi lì a livello, che non troveranno la quadra, e allora il capo dello Stato prenderà la figura tecnica, potrebbe essere Draghi 2, e volemoci bene di nuovo, cioè non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Nel frattempo la gente ha dimenticato quello che è successo e questi continueranno a rifare le loro cose. Del Draghi 2 ne sento parlare molto. Perché è quello che lo sanno tutti quanti, da destra a sinistra lo sanno. Lo considero un'ipotesi possibile, però chiedo due cose. Primo, chi si porta appresso e come vanno avanti, visto che adesso stanno facendo la campagna elettorale, ogni pezzo del suo governo sta dicendo che gli errori e le cose brutte che quel governo ha fatto è colpa di quegli altri che facevano parte dello stesso governo. Tu hai citato Salvini, che si smarca sulle politiche sui migranti quando era lì fino a 2 giorni fa. Cioè, poi devi rimettere insieme questi pezzi di nuovo. Vabbè, ma li rimettono perché questa è campagna elettorale. Adesso sembra che nel programma del centrodestra hanno ritirato di nuovo il ponte sullo stretto di Messina. Cioè, è una fotocopia che sanno già quello che si deve dire, e la gente, ci saranno i minchioni che dicono che ora fanno ponte su Messina e li voteranno. Cioè, come le vuoi definire queste persone? No, io ne vorrei conoscere qualcuno direttamente, perché da che ho memoria. Ma io ti posso portare tutto il paese di Pedara. Quasi tutti. Avete una condizione particolare, però, perché io di questi qua fanatici del ponte, cioè della prospettiva, della promessa, non ne ho mai incontrato nessuno. Tu ne conosci? Vabbè, è un contesto a parte, insomma. No, ma io non parlavo del ponte proprio, di quelli che ci credono a tutte queste promesse.
A proposito appunto di questa valutazione complessiva che, come ho detto, andrebbe chiaramente a favore di un nostro tirarci indietro, insomma di una forma di disgusto anche, però noi ci tiriamo indietro verso dove? Io penso che non abbiamo dietro di noi chissà che cosa dove andarci a riparare sostanzialmente, quindi è anche un po' l'illusione della non partecipazione. Però mi è venuta in mente proprio una lettura, una vecchia lettura di tanti anni fa, quando mi occupavo un po' di queste cose. Durante il ventennio fascista c'erano vari alti rappresentanti, insomma, che hanno ricoperto tanti incarichi di ministri, eccetera. Uno di costoro si chiamava Alessandro Lessona. Questo Alessandro Lessona è stato, credo, anche ministro dell'Africa italiana, qualcosa del genere. Comunque mi imbattei in un suo libro, pubblicato nel 1963, intitolato molto semplicemente Memorie, in cui sostanzialmente ricordava soprattutto l'esperienza politica all'interno del periodo fascista e poi qualcosina della fase successiva, insomma. Aveva avuto la fortuna sua di non finire a Piazzale Loreto o in qualche altra fossa, e quindi di poter raccontare delle cose. Chiaramente una fonte di parte, però su una cosa era molto chiaro e insistente, ossia sulla deplorevole qualità umana e anche politica da tutti i punti di vista di tutti gli altri suoi colleghi. Cioè i vari nomi che abbiamo sentito, che abbiamo conosciuto, chi ha studiato un po' il fascismo, di questi gerarchi, insomma, per lui erano per in gran parte dei traffichini, degli accaparratori, ovviamente tiragiacche, adulatori del duce semplicemente per motivi di interesse, insomma il peggio del peggio. Ora, può darsi che avesse torto o che avesse ragione, possibilmente mettendo insieme tutte le memorie di ciascuno di loro, ciascuno parla male dei suoi colleghi. E allora potremmo dire, signori, se vogliamo definire il fascismo come una cozzaglia di gente poco raccomandabile, non dobbiamo riferirci alla letteratura antifascista, ma alle memorie di quelli che stavano là, perché questo dicono gli uni degli altri, insomma, si demoliscono a vicenda. Ecco, secondo me questo è un po' uno degli aspetti, in generale un po' di questa fase di estrema concorrenza. Purtroppo, e questo mi rattrista ancora di più, ed è un altro argomento a favore della tesi astensionista, mai come nel fronte delle nuove proposte, chiamiamole così, ho visto un tasso, una intensità di maldicenza reciproca come quella di ora. Non voglio dare più di tanto spazio a questo aspetto, chi segue se ne sarà accorto, ma insomma a livello di rissa uno accusa l'altro di essere il famoso gatekeeper, cioè il finto oppositore che in realtà attira a sé la protesta per poi portarla in un vicolo cieco. L'altro lo accusa di essere un massone travestito non dichiarato e quindi in realtà di essere anche lui al servizio di poteri occulti e oscuri. E via così. Anche lì viene voglia di dire: è chiaro che siete in competizione l'uno con l'altro, perché appunto Paragone può rubare i voti a Toscano, Toscano li può rubare alla Cunial e via di seguito. Però guardate che se continuate così in pubblico state semplicemente massacrando il terreno dove, cioè, state segando il ramo su cui siete seduti o sperate di sedervi, perché Enrico Letta, per dire, o il buon Berlusconi salgono di punteggio, insomma, di fronte a uno spettacolo così brutto. Io ho cercato di farlo sapere, insomma, a chi di dovere, a dirgli: guardate, datevi una regolata, perché così vi affossate tutti quanti. Stanno cercando ora forse un po' di moderare i toni, perché se arriviamo per 2 mesi di queste coltellate in famiglia non sopravvive nessuno. Questo mi pare abbastanza chiaro. E quindi che dobbiamo dire? Come visione complessiva non è affatto incoraggiante. Noi staremo al fianco di coloro che sentono fortemente queste reazioni anche quasi a livello intestinale,
e vogliamo essergli vicini per dire che lo troviamo perfettamente naturale come riflesso di rifiuto, ce l'abbiamo anche noi, però cerchiamo di stare insieme fondamentalmente per anche scorgere, magari Salvatore tu hai visto o hai colto un segnale che io non ho notato e poi lo vuoi condividere con chi ci ascolta, proprio un segnale di controtendenza che ci faccia dire, beh vabbè però dai, almeno sotto quell'aspetto qualcosina insomma è meno peggio fondamentalmente. Io poi aggiungo soltanto un'altra micro ricetta che finora ho scelto personalmente come guida. Nel caso delle elezioni regionali io sto facendo per ora un ragionamento elementare, e cioè se poi, come dicevi tu Salvatore, se il signor Musumeci non si ricandida, dovrò rivedere questo mio metodo. Però, posto che ancora possiamo dire che ci sarà la sua riproposizione per un secondo mandato, la mia linea guida è: cosa posso fare per evitare che Musumeci vada al secondo mandato? Questo è l'unico risultato che mi propongo di raggiungere, quindi uno si fa i conti, insomma, su quali sono le alternative più dotate, diciamo, di un potenziale. Se poi lui non si presenta, allora si apre tutto un altro scenario, ma non lo possiamo sapere per il momento. Hai qualche ricetta contro il mal di stomaco? Qualche applicazione da consigliare? No, perché io sono molto distinto e molto di cuore, quindi io ho una mia ideologia, sto parlando a livello regionale, e quindi al di là se può prendere lo 0,01, 0,7, 1%, io non ne faccio una questione di voti. Certo, spererei in la possibilità di poter vedere un pochettino iniziare una rivoluzione culturale, politica, nel senso di un cambiamento. L'ho sempre detto, te l'ho detto a chi fa. Per il resto, anche se poi so a prescindere come andranno a finire le cose. Ma se non si continua, se non si comincia a spingere il cambiamento, non cambierà niente. E ci si dovrebbe rivolgere a tutta quella forza che ha rinunciato di esprimere il proprio voto, dare a loro diciamo una prospettiva, e allora forse da lì, attingendo da questo serbatoio, ridando speranza, si potrebbe cominciare veramente a vedere un cambiamento. Solo questo, poi io ricette non ne ho. Va bene, avviamoci all'ultimo argomento di oggi, la questione internazionale che un pochino avevamo messo di lato, diciamo più che altro perché il primo scenario principale si era un po' così, ha perso di centralità, questa guerra in Ucraina da una parte infinita, dall'altra con pochi colpi di scena in un certo senso, e forse anche con un esito ormai abbastanza stabilito o definito. Però non possiamo dire che non ci siano state delle novità. A livello internazionale si sono aperti altri contesti, insomma, altre situazioni problematiche. Mi riferisco prima di tutto alla questione di Taiwan, la visita dei rappresentanti statunitensi, tutte cose, le esercitazioni militari cinesi, cose che possono essere interpretate oppure invece sono proprio dei messaggi piuttosto eloquenti, diciamo.
E poi questo nucleo problematico del Kosovo con una sorta di persecuzione dei cittadini serbi, che insomma per carità non è una zona abitualmente proprio tranquillissima, ma è chiaro che dei picchi di tensione possono essere indicativi di un qualcosa. Salvatore, qui veramente io faccio un passo indietro. Ti avevo anche segnalato quelle interpretazioni un po' del professor Cardini, non so se gli hai dato una... Sì, sì. Dici tu, dici qualcosa, io sono proprio all'oscuro. Ma io posso solo dire che gli Stati Uniti devono finire e devono abbandonare la teoria del destino manifesto, perché ci credono troppo e rischiano di creare danni. La teoria del destino manifesto è praticamente che gli Stati Uniti si sentono investiti da un'autorità divina a esportare anche con la forza il proprio credo, la democrazia, tra virgolette. Questo detto proprio in soldoni, perché è sintomatico il fatto che il segretario di Stato americano va in Kosovo e 2 giorni dopo il governo kosovaro decide che la popolazione del nord Kosovo per il 20% di nazionalità serba non debba più usare le targhe serbe e nemmeno i documenti della Serbia. E questo ovviamente crea attrito e riaccende una crisi diciamo etnica tra virgolette, dove allo stesso modo come la Russia prende le parti della popolazione di origine russa o russofona del Donbass, eccetera, la Serbia non può stare con le mani in mano. Tra l'altro, il Kosovo è stato, l'indipendenza del Kosovo è stata riconosciuta non da tutti i paesi, diciamo, del concesso internazionale, ma e infatti la Serbia ancora lo ritiene come un territorio, una regione che fa parte integrante della Serbia. E questo è sintomatico, cioè visita e riacutizzarsi delle crisi e delle vicende interetniche. La Presidente del Senato, mi pare, decide di fare questo viaggio, va in Corea del Sud, va in altre, dice di ancora non c'è andata, di voler andare a Taipei. Ma è chiaro che erano decenni che non andava nessun rappresentante politico degli Stati Uniti, e allora è spreculiare, perché la Cina ha sempre detto che è quello, indipendentemente dalle vicende storiche, al di là della vittoria dei comunisti, di Mao, lo ritiene sempre fa parte di territorio cinese, della Repubblica Popolare Cinese. E quindi cosa è innescato? È innescato che la Cina sta facendo proprio in quella zona una grande esercitazione militare, sia navale, aerea, eccetera, con lancio di missili che sono arrivati anche nel Mar di Giappone, eccetera, cioè comincia a mostrare i muscoli. Io non vorrei che questa esercitazione, che guarda caso doveva finire a una certa data, invece è stata procrastinata la scadenza, non sia il preludio di togliersi questo dente e di sbarcare a Formosa. Ora, come si devono interpretare queste cose? Cioè, qua c'è o la demenza totale delle persone a cui, volenti o nolenti, dipende il destino
della Terra. Oppure un'altra carta, c'è un altro, diciamo, modo di poter leggere queste vicende, è il tentativo, visto che comunque l'invio di armi in Ucraina non sortiscono l'effetto desiderato, perché con tutte le difficoltà, piano piano, eccetera, eccetera, la Russia continua a rosicchiare paese, villaggio dopo villaggio, e allora, essendo che la Serbia è appoggiata dalla Federazione Russa, e visto che la Cina è fortemente, diciamo, filo in questo momento filo russa, sono magari tentativi di aprire due nuovi zone di tensione per distogliere magari forze dal teatro principale. Cioè potrebbe esserci anche una chiave di lettura, ma bisogna vedere nei prossimi giorni come andrà a finire queste due storie. Più preoccupante, secondo me, dal punto di vista internazionale, è la questione di Formosa. Dal punto di vista nostro, per la vicinanza, chiaramente la questione tra Serbia e Kosovo ci potrebbe vedere proprio se l'Ucraina è stata definita la guerra in Europa, eccetera. Questa, diciamo che siamo alle porte del Mare Adriatico, quindi nella sponda opposta alla nostra. Chiaro, bisogna vedere soltanto, visto che già arrivavano cenni di non allineamento, anzi di prese di posizione autonome da parte della Spagna, che diceva di non avere intenzione di seguire appunto la crociata antiserba in questo caso. Più fronti apri, più bisogna vedere, non so, distogli le forze degli altri, ma anche le tue, perché poi devi provvedere anche in queste situazioni. E soprattutto se la compagine appunto internazionale, che più o meno in parte obtorto collo, in parte entusiasta, ti segue, se per ognuno di questi casi ha la stessa visione o comunque riesce a fare prevalere la tua sulla sua popolazione, perché poi c'è anche questo, insomma, si complica sicuramente il quadro e non è detto che rimanga omogeneo negli schieramenti. Può essere anche dotata dalla disperazione, per dire parliamo d'altro, che l'Ucraina per noi è un nuovo Vietnam, insomma. Sì, è un nuovo Vietnam, tra virgolette, anche se materialmente non ci sono truppe sul terreno ufficialmente, poi possibilmente ci sono i cosiddetti consiglieri militari, ma evidentemente non sono reparti inquadrati e che diciamo hanno responsabilità di operazioni sul terreno. Il consigliere militare magari sì, mette a punto, aiuta a mettere a punto delle strategie, delle tattiche, eccetera, e trova il tempo che trova, anche perché a questo punto si sta dimostrando che comunque l'esito sarà sempre, cioè, ormai è chiaro, i territori occupati difficilmente ritorneranno all'Ucraina. Se mettiamo che la Russia in questo momento non sta utilizzando armamento diciamo di ultima generazione, si sta svuotando i magazzini di tutto di tutto l'armamento e i mezzi dell'ex Unione Sovietica, quindi un pochettino retro. Quindi certo, come diceva nel video che mi hai mandato, la Russia non è l'impero
così come potrebbe essere quello degli Stati Uniti in questo momento, però è sempre, ha una certa capacità sia economica che militare. E se poi a questo tu gli associ la potenza economica e militare della Cina, e allora è come quello là per fare lo sgarbo alla moglie. Vabbè, mai capito. Sicuramente. E tra l'altro notizia fresca è che questi paramilitari o militari in congedo, o insomma forze irregolari stiano arrivando in Ucraina dalla Cina in appoggio alle repubbliche separatiste. Chiaramente non senza il consenso o per meglio dire la decisione operativa del governo cinese. Quindi pensa un po', voglio dire, no? Sì. Ecco, secondo poi, come appunto strategia di uscita in un certo senso, un po' alla disperata, sentivo dire che per l'America l'unica cosa che può ottenere è levarsi di mezzo anche indirettamente dall'Ucraina e lasciare più caos possibile, perché il caos se lo deve poi in qualche modo gestire chi rimane. Quindi addirittura anche non solo le due repubbliche, insomma non solo la parte conquistata, ma tutta la situazione, così che la Russia si trovi vicina una situazione di anarchia, un po' tipo Somalia, no? Con gruppi... Però, però l'America perde di credibilità, perché in Vietnam è intervenuta ed sono andati via con le conseguenze che poi il Vietnam del Nord ha ripreso tutto il controllo di tutto l'intero penisola vietnamita. Ma anche in Corea negli anni 50, che c'è stata l'ONU, eccetera, però alla fine c'è una linea di demarcazione che è di cessato a fuoco, ma attualmente non c'è un armistizio, un trattato. Cioè, diciamo che siamo in una fase di guerra non guerreggiata lì. Andando vicino a noi, 20 anni di permanenza in Afghanistan e l'abbandono precipitoso, lasciando nei magazzini materiale, elicotteri, e poi notizie di qualche giorno fa, con un drone vanno a uccidere il braccio destro di Bin Laden, cioè, scusa, eravate lì, non l'avete fatto, e ora... Cioè, e quindi questa non siete più lì in Afghanistan, quindi senza nessun, diciamo, avallo di un governo locale, tu fai arrivare un drone, cioè tu ti credi il padrone del mondo a questo punto, al di là del bene o del male di eliminare un terrorista, eccetera. Cioè, queste cose si fanno eventualmente concordando con il paese, altrimenti è un'invasione ulteriore, no? E l'Ucraina sarebbe izzata, illusa che sarebbe intervenuta la NATO materialmente, perché si sono illusi, loro credevano che sarebbe scesa in campo la NATO, poi alla fine, quando si stava materializzando la cosa, gliel'hanno fatto capire, ma Zelensky ha capito o non ha voluto capire che al di là di mandare qualche carro armato, qualche missile, finiva lì l'appoggio, nemmeno gli aerei, perché gli mandano, quindi già di per sé, se tu non gli garantisci non la superiorità aerea, ma quantomeno di contrastare la superiorità aerea della Federazione Russa, praticamente tu gli stai dicendo arrangiati. Quindi voglio dire, questo tirare il sasso e nascondere poi la mano non è che faccia molto bene a questo Occidente, eccetera. E per ritornare un attimo alle questioni di casa nostra, il discorso di dichiararsi atlantista, europeista, di appoggiare l'Ucraina, è un atto di servilismo nei confronti dei poteri
diciamo, internazionali, e non fregandosene di quello che l'opinione pubblica italiana, la maggior parte, realmente, dei sentimenti, perché sono contro l'invio di armi, contro la guerra, per certi aspetti anche a questo servilismo che presso gli Stati Uniti, che non sappiamo a che cosa ci può condurre. E quindi questo qua, secondo me, vuol dire che si sentono sicuri dei loro fatti. Però, come giustamente dicevi tu, questo disallineamento di una classe politica teoricamente rappresentativa del suo popolo e il popolo stesso ha un costo, secondo me, anch'esso, perché alla lunga logora il rapporto e può capitare, come in certe situazioni, che il cosiddetto rappresentante di quel luogo venga tolto di mezzo, diciamo così, dagli stessi abitanti che lo disconoscono, insomma, no? Del resto, sai, se diciamo sempre che il nostro declino ci avvicina più che altro a realtà sudamericane piuttosto che nord europee, beh, Sud America è un posto abbastanza vivace, insomma, si eleggono le persone a colpi di Kalashnikov, voglio dire, o di bombe a mano, non è, si fanno i colpi di Stato, c'è un po' di tutto. Non siamo a quei livelli. No, ancora no, però voglio dire, continuiamo così, diventiamo a livello, la democrazia di Secondigliano, so. di Librino. Cioè, non lo so, perché io penso che alla fine gli fai un campionato di calcio dove, che so io, il Real Madrid contro la Juventus e tutti quanti te pongono le armi, tutte scusa, cose là, ma tu gli stadi di calcio delle capitali sudamericane li hai visti mai? Quanta gente possono contenere? Cioè, il calcio lì, il pallone lo so, dico va, so. Però si ammazzano lo stesso. E si ammazzano lo stesso perché insomma hanno questa mentalità della ribellione ancora, eccetera. Noi, tolto il 1861, dice la famigerata unità d'Italia, un Pancio Villa, un Che Guevara, a parte Alessandro Di Battista, dico non ce l'abbiamo qua, una reincarnazione l'ultima rivolta in Sicilia, è del 1866, le giornate del 7 e mezzo, la rivolta del 7 e mezzo a Palermo, così, poi basta più. Vabbè, verso la fine dell'Ottocento, con i fasci siciliani, dal punto di vista dei lavoratori, eccetera, però soffocati nel sangue, guarda caso, da un viceré proprio nostro, il Crispi, che viene proprio, si intitolano pure strade, e niente, piazze. Ma poi alla fine, cioè, se tolti il 22, il 48, eccetera, poi poi vabbè, c'è stata la fase durante la seconda guerra mondiale, verso la fine, quindi con le lotte partigiane a nord, le 4 giornate di Napoli, in qualche modo qui in Sicilia Levis con la lotta per il separatismo, che ci ha portato nel bene o nel male ad avere il nostro statuto di autonomia, così. Ma finito questo coso qua, questi periodi, basta che ci danno la busta della spesa o il reddito di cittadinanza o ci promettono il posto nella cooperativa di raccolta dei rifiuti, perché di questo si tratta, o di fare il navigator, che fine hanno fatto questi navigator, per noi va tutto bene. L'importante è che non perde la Juventus, che si ricostituisce il Catania, e basta, questo. Mettono in bocca la storiella, non so se sia vera, che ad Maria Antonietta dicevano: Maestà, il popolo ha fame, e beh, dategli le brioche. Diceva: il popolo ha fame, dategli una partita di calcio. Direi che con questa domanda
su cui i nostri ascoltatori potranno dannarsi per una settimana. Che fine hanno fatto i Navigator? Se qualcuno li ha visti, ci segnali se li hanno visti a largo di qualche costa, visto che sono Gli si è rotta la bussola, si sono persi. Anche il timone, mi sa. Quindi, insomma, chi li ha visti ci dica, ci dia dei segnali rassicuranti. Con ciò concludiamo la puntata di oggi. Vi ricordiamo sempre la pagina Facebook, il canale Telegram, soprattutto per essere sempre aggiornati. Iscrivetevi, guardate anche gli altri video, troverete anche altri materiali e insomma aiutateci a sviluppare questo progetto. Ci ho detto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.